Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento finanziario e immobiliare. Quest'oggi parleremo di rendite immobiliari e finanziarie, quindi come costruire nel tempo una rendita con questi due asset, con l'utilizzo di questi due asset che possono davvero dare la possibilità nel tempo di raggiungere anche un guadagno, e quindi capiremo suggerimenti e consigli per farlo nel modo adeguato. Vi presento subito i miei ospiti. In studio con me c'è Mauro Schileo, consulente patrimoniale, ben trovato. Buongiorno. Do il benvenuto anche ad Omar Grigolo, agente immobiliare, ben trovato anche a lei. Buongiorno. Parto da lei, Schileo, perché so che vi sono arrivate durante le nostre trasmissioni parecchie telefonate. La raccomandazione che vogliamo fare a chi ci segue da casa è sempre quella di gestire per tempo le proprie questioni ed avere la serenità di poterle gestire nel modo corretto, adeguato, con l'aiuto del giusto professionista. Sì, allora abbiamo nei giorni scorsi ricevuto parecchie telefonate di persone che avevano necessità di chiarire le proprie situazioni piuttosto che informazioni, risolvere alcuni problemi, richieste, un po' di tutti i tipi. Diciamo che in alcuni casi siamo stati in grado di aiutare queste famiglie e risolvere positivamente la situazione. In altri casi semplicemente bastava un consiglio, si è risolta in breve. In altri casi, e questa è la parte che un po' più mi dispiace a livello umano, purtroppo era troppo tardi per poter intervenire su quelle situazioni, quindi operazioni che si sarebbero dovute compiere per tempo prima, piuttosto che ormai a cose fatte non era più possibile intervenire. Quindi oggi io vorrei iniziare dando un sollecito, garbato ovviamente, alle famiglie, dicendo che le situazioni vanno prese per tempo e si decide in acque calme. Oggi, se io penso, se dovesse succedermi qualcosa, il mio patrimonio a chi dovrebbe essere destinato, cosa succederebbe a tutti i miei averi, case, terreni, denaro, quote societarie, eccetera, eccetera, andrebbero a chi voglio io, non andrebbero a chi non voglio. Ci sarebbe una distribuzione equa tra i miei eredi. Chi sono i miei eredi? Come voglio destinare le mie risorse? Allora, questa cosa si decide in acque calme. Questa cosa è una decisione che deve essere presa dal proprietario, il possessore, il dominus, come viene definito, in cuor suo, e poi bisogna fare tutto un percorso per capire come destinare queste risorse. A volte è molto facile, a volte è un po' più complicato, però, ripeto, ci sono dei tempi per fare questo tipo di operazioni e bisogna concepirli. Certo, l'invito è lo stesso, no? Quello di gestire le cose con la dovuta calma e con il dovuto tempo a disposizione. Sì, ho avuto la stessa propria impressione anche di Mauro, perché tra l'altro questo fine settimana abbiamo visto numerose telefonate, abbiamo fatto il record dal sabato pomeriggio al lunedì dopo la riunione di telefonate ricevute, quindi molto soddisfatti anche su questo punto di vista. Sì. E bello poter essere stato disponibile con le persone, le abbiamo ovviamente richiamate una a una tutte quante, e non solo appunto queste dell'ultimo fine settimana, ma anche in precedenza abbiamo analizzato numerosissime situazioni che per la maggior parte siamo stati contenti perché abbiamo dato una grande mano. Abbiamo allineato un po' la situazione, abbiamo reso un attimino più accattivante affinché il risultato sperato da parte dei proprietari possa essere raggiunto con più facilità. Per alcune situazioni, sfortunatamente, quindi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, non possiamo intervenire perché il passato non lo possiamo correggere. Non correggendo il passato, purtroppo va a influenzare anche il futuro, e far capire alle persone che difficilmente avremo una situazione perfetta o il massimo proprio perfetto risultato avendo fatto un trascorso precedente non idoneo è difficile sia da spiegare quanto anche da girare da parte delle persone. Quindi l'invito è appunto chiamare un pochino prima, perché anche nell'ultima occasione di una famiglia con cui ho avuto la possibilità di interfacciarmi, di parlare, e partendo da una situazione che all'inizio posso anche capire, di mettere in vendita l'immobile privatamente per capire come funziona e tutto, e sentendo poi in un secondo momento magari un'agenzia o chi si faceva avanti, alla fine passo passo si è arrivati ad avere 12 agenzie che trattavano lo stesso immobile,
E lì è stato complicato tutta quanta la parte della gestione successiva. Che uno può pensare, tante agenzie che mi vendono l'immobile, sicuramente risolverò la questione esatto, in un batter nanosecondo. d'occhio. È un po' quasi il contrario, nel senso che purtroppo quando si va fuori anche in tanti c'è una situazione che va anche a riversarsi sull'immobile, perché all'effettivo tante teste poi fanno in maniera diversa, quindi anche gli annunci piuttosto che il trasferimento delle informazioni purtroppo è diverso. Cioè, è lo stesso immobile, però all'effettivo risulta essere magari più immobili. Ecco che a quel punto anche riqualificare tutto quanto la situazione diventa difficoltosa. In alcuni momenti siamo già riusciti a farlo, perché comunque non è una cosa impossibile. Certo che il risultato finale purtroppo va un po' a peccare, perché le persone giustamente si ricordano di cosa hanno visto, di cosa era l'immobile in vendita, i punti di riferimento all'interno della casa, cioè riconoscono che magari la casa è in vendita da un periodo di tempo e un po' anche giustamente si fanno influenzare. Quindi sicuramente possiamo essere bravi a riqualificare, a dare una nuova immagine, a far capire che non c'è niente di particolarità sull'immobile, però dall'altra parte se il confronto viene prima, sicuramente tutto quanto diventa più esteso, più fluido, con un risultato maggiore, perché c'è una bella richiesta, ci sono tante richieste di persone che vogliono cercare casa, quindi messo e promosso l'immobile nella giusta maniera può sicuramente dare un ottimo risultato, questo sì. Il tema è costruire la serenità. Beh sì, diciamo che posso riassumerla così. Passiamo metà della vita a pensare dovrei fare questo, dovrei fare quello, e l'altra metà della vita a pensare se avessi fatto questo, se avessi fatto quello. Quindi io vorrei semplificare il ragionamento e portare le persone a agire riguardo il proprio patrimonio, sia immobiliare sia mobiliare, okay? E prendere decisioni positive per il proprio futuro, per la propria famiglia, cercando appunto di dare serenità sia in termini economici, finanziari, immobiliari, insomma, dare una struttura corretta al patrimonio familiare. Risponde sempre al tema serenità, benessere fondamentalmente. È quello che facciamo. Certo. Costruire la serenità e costruire anche una rendita, no? Che è il tema di quest'oggi, che è pur sempre un business. Ci vengono in aiuto le cosiddette polizze di rendita. Ci fa un po' una fotografia, ci aiuta a capire che cosa servono, che cosa sono, quali vantaggi possono mettere in campo? Sì, allora diciamo che non esistono solo le polizze di rendita come strumento. Oggi io vorrei fare un approfondimento specifico sulle polizze di rendita, perché faccio un esempio. Ad oggi, se io ho una capacità di reddito e quindi riesco a generare del risparmio, posso destinarlo a molte forme. Una di queste è una polizza di rendita, significa che accantono denaro in questa polizza che allo scadere dei tempi genererà una rendita in un determinato tempo oppure una rendita vitalizia. Oggi le rendite sono soggette ad un coefficiente di conversione in rendita, tradotto. Lo Stato determina in base all'età, al sesso, ci sono delle tabelle, un numero che moltiplicato per il capitale genera una rendita. Quella rendita è il patrimonio che avrò. Questa rendita, questo coefficiente di conversione in rendita è via via decrescente, quindi si abbassa nel tempo. Perché? Perché la vita media si allunga per diversi dati statistici, il principale dei quali è l'allungamento della vita. Oggi esistono polizze di rendita, che molte persone forse non sanno, che congelano il coefficiente di conversione in rendita al momento attuale della sottoscrizione, che è un enorme vantaggio. Quindi faccio un esempio, magari ho 50 anni, ho un figlio di 20 che ormai ha finito di studiare e quindi mi costa un po' di meno la vita e riesco ad avere qualche risparmio in più in tasca. Voglio strutturarmi per la pensione e comincio ad accantonare questo risparmio in più che ho. Questo risparmio che ho tra 15 anni, 20 anni, voglio che mi dia un'integrazione al reddito e voglio che mi dia una rendita. Beh, sottoscrivendo una polizza di rendita oggi posso congelare il coefficiente di conversione in rendita al giorno attuale. E questo è un grande vantaggio, perché so già che tra 15 anni, 20 anni sicuramente sarà un valore più basso. Ok?
Quindi facciamo anche un ulteriore esempio, no? Perché le possibilità sono molteplici, anche in questo caso le polizze vanno insomma, adattate ad ogni singola necessità. Un altro esempio semplice può essere anche la fiduciaria, faccio un esempio, o addirittura anche altre polizze. Beh, la fiduciaria magari è un tema un po' più strutturato per patrimoni più articolati, però un altro tipo di polizza può vedere un decumulo programmato. Faccio un esempio, nel momento in cui viene a mancare il sottoscrittore della polizza, la polizza andrà a restituire il capitale agli eredi in un determinato tempo, perché magari ho un figlio piccolo, magari ho un capitale importante e ho un figlio piccolo ma non così piccolo, 15 anni, 20 anni, e dare tutto il mio capitale ad un ragazzino a quell'età forse non è una scelta così oculata, non so, dipende dalle casistiche, dipende dalle famiglie, ma magari è opportuno aiutarlo e accompagnarlo nel tempo. Ecco, dunque le possibilità sono molteplici. Ci fa un altro esempio per capire ancora meglio che cosa è possibile fare, e poi il concetto rimane sempre lo stesso: ogni polizza, ogni strumento va adattato alle necessità e ai bisogni delle persone. Racconto un caso reale che ho gestito di una famiglia in cui il figlio di 17 anni e il papà di 51 all'epoca. Al papà è stato diagnosticato un problema di salute che non gli avrebbe dato molta speranza di vita, di lì a qualche anno insomma sarebbe venuto a mancare. In questo caso il papà facoltoso aveva cifre consistenti, lasciare ad un ragazzino di 17-18 anni, genitore divorziato, quindi di fatto padre single, avrebbe dovuto lasciare cifre importanti ad un ragazzino in un'età un po' particolare e sensibile. In questo caso ci siamo adoperati sottoscrivendo una polizza con un decumulo programmato. Significa che nel momento in cui è venuto a mancare questo signore, 3 anni dopo, il capitale versato all'interno della polizza non è stato dato interamente al ragazzo, ma è stato restituito in 10 anni, un decimo, a rate, diciamo così. A rate, sì, generando una specie di rendita. Male, però il senso è questo. Sì, io sto semplificando molto temi un po' più complessi, ma il concetto è che di fatto si può gestire il capitale. Questo è uno dei casi anche post mortem. Esistono questo tipo di polizze, esistono questo tipo di soluzioni. Addirittura esistono dei casi in cui si può subordinare il pagamento del capitale al verificarsi di determinati eventi, esempio alla laurea del ragazzo piuttosto che al matrimonio, perché ci sono casi del genere. Si può fare questa progettualità. Se voglio lasciare, so che mi succederà qualcosa di negativo e voglio lasciare un incentivo al ragazzo allo studio, dirò: finché non ti laurei, non presenti alla compagnia il certificato di laurea, il capitale non verrà erogato. Esistono anche questi. Un ottimo incentivo sicuramente per arrivare alla fine degli studi. Chi possono essere i destinatari? Ecco, esatto, il tema è va bene per tutti questo tipo di soluzione? Certamente no, bisogna calcolare fare insomma una attenta valutazione dell'assetto familiare, del patrimonio, delle volontà, e insomma bisogna considerare la famiglia. Chi sono i destinatari? Chiunque abbia questo tipo di necessità, perciò insomma come sempre va valutato caso per caso, e qui bisogna affidarsi ad un professionista che uno ascolti, capisca e insomma ci metta un po' di attenzione. I destinatari possono essere anche fuori dall'asse ereditario di cui abbiamo insomma, spesso parlato nel corso di queste trasmissioni? Sì, sempre all'interno delle quote di legittima. Significa che io posso disporre del mio capitale senza andare a ledere gli eredi, ma volendo posso incentivare il caso classico, la mia compagna con la quale io non sono sposato ma che convivo da anni e voglio lasciare una parte del patrimonio. Queste polizze possono dare un vantaggio anche a loro, quindi serve per gestire appunto il patrimonio nella direzione in cui io decido che vada. Ovviamente si fa sempre in acque calme e prima che succedano certi eventi, perché dopo non si può più fare. Certo, quindi uno strumento molto variegato, insomma molto versatile, abbiamo capito, quello delle polizze. Sì, decisamente sì, infatti secondo me oggi buona parte del patrimonio italiano sta in polizze e un perché ce l'ha, permette molti vantaggi. Anzi, un esempio di vantaggio che non ho toccato: la rendita è esentasse.
Quindi nel momento in cui ho accumulato un capitale e decido la conversione del capitale in rendita, la rendita è esentasse. La parola esentasse piace a tutti, quindi questo è un altro degli aspetti. Se ho già un reddito, ho già una pensione molto buona e via discorrendo, posso integrarla con una rendita, non necessariamente con il capitale. Certo. Grigolo, in Italia la casa ha un valore particolare, forse più che in altre parti del mondo. Abbiamo capito quali sono gli strumenti per tutelarsi, quali strumenti invece abbiamo per tutelarsi in caso di somme versate per l'acquisto di una nuova costruzione? Sì, parliamo anche lì di una polizza, ok, la fideiussione. E in questo caso una fideiussione è una garanzia che viene data dal costruttore per le somme versate da parte dell'acquirente appunto al costruttore stesso. All'effettivo è di fatto una garanzia che va a tutelare queste somme affinché in situazioni di crisi del costruttore questa polizza appunto entri in campo e vada a garantire, proprio a ridare indietro le somme effettivamente versate. Andiamo a vedere anche con l'aiuto delle slide, che così riusciamo a essere ancora più precisi su quella che sono le normative anche vigenti. A che cosa serve la fideiussione? Assolutamente sì, allora la fideiussione deve essere data dal costruttore in maniera obbligatoria e per gli acquisti giustamente da nuova costruzione per la somma che l'acquirente praticamente va a versare proprio al costruttore. Questo appunto serve proprio per garantire la somma nel momento di crisi del costruttore, perché purtroppo anche in passato ci sono state e purtroppo ci saranno probabilmente anche nel futuro, ci auguriamo ovviamente di no, delle situazioni dove il costruttore per rialzo di prezzi o per tante motivazioni non riesca a portare a termine la costruzione. Se una persona ha già prenotato, ha già dato comunque una somma, giustamente deve essere garantita. Quindi già da un bel po' di tempo è stata messa in atto questo tipo di garanzia a favore dell'acquirente che vada a tutelare tutte quante le somme e in caso di problematica vada proprio a restituire. Quindi è un rimborso sostanzialmente? Sì, e nella seconda che ho preparato rientra nella fideiussione tutte quante le somme che l'acquirente va a dare al costruttore dal momento del preliminare al rogito notarile. Quindi non solamente nel momento magari della sottoscrizione con la caparra, ma anche tutte quante le somme successive a livello di acconto che possono essere date, magari tante volte si fa a stato avanzamento lavori, al primo solaio, al raggiungimento del tetto o agli impianti. Questa cosa deve essere totalmente garantita, quindi non solamente la prima somma, ma tutti i vari step, se ci sono, dal preliminare alla stipula notarile. A chi è a carico? Cioè chi deve farsi carico appunto di fortunatamente si fa carico il costruttore, quindi fortunatamente per gli acquirenti si fa carico il costruttore, ok? È un onere che spetta totalmente a lui, deve presentarla direttamente appunto anche alla sottoscrizione del preliminare, deve essere consegnata all'acquirente e giustamente visto che ad oggi si fa il preliminare notarile si va a già tutelare tutta quanta la somma. Anche se viene data una somma successiva nella parte di acconto, la fideiussione solitamente copre già tutta quanta la somma che verrà data anche in un secondo momento. Viene stipulata in qualunque caso, c'è una cosa di prassi oppure viene richiesta? È obbligatoria, deve essere data. Se ci sono situazioni dove questa fideiussione per qualsiasi motivazione vi viene detto che non è necessaria, piuttosto che in questo caso non si fa, non è da fidarsi perché è obbligatoria per legge. Quindi il costruttore deve darla, ok? Deve garantire tutte le somme affinché nel momento in cui c'è appunto una situazione di crisi, infatti anche la slide dopo che ho preparato, una persona non debba solamente andare a parlare con il costruttore, ma va direttamente da chi ha emesso la polizza per riscuotere qual è la somma già versata, anche con gli interessi che ha praticamente formato dal momento della emissione di questa polizza, quindi quando hai finalizzato la somma, alla situazione di crisi del costruttore. Certo. Ed è una salvezza fortunatamente perché in precedenza ci sono state numerose situazioni spiacevoli che ha allontanato tantissime persone nella prenotazione, nell'acquisto della nuova casa, perché purtroppo sono state date tantissime somme e purtroppo alcuni le hanno veramente perse definitivamente. Sì. Andiamo meglio a vedere insomma quando entra in campo, quando opera la fideiussione. Entra in campo quando proprio c'è la crisi effettiva del costruttore, quindi il costruttore nel momento in cui è soggetto proprio a fallimento, a concordato fallimentare o proprio in liquidazione, entra in campo proprio questo tipo di fideiussione e
il creditore a quel punto, quindi chi in questo caso voleva acquistare l'abitazione, ripeto, non occorre che vada dal costruttore, che poi magari ha già tutte quante le sue procedure, la sua situazione non piacevole, ma va direttamente a chi ha messo la polizza per riscuotere il proprio denaro. Quindi fortunatamente c'è una procedura che va a togliere tutta quanta la parte burocratica e problematica con il costruttore e va avanti direttamente con chi ha messo la polizza. Quindi l'acquirente sostanzialmente può essere sicuro che tutte le somme che ha versato, insomma, nel corso del tempo, sì, proprio appunto in relazione all'acquisto di nuova casa, fortunatamente gli sono vengono garantite. rimborsate, Sono garantite e sono, diciamo, su un cuscinetto, sono diciamo, messe da parte, quindi non sono nel proprio conto corrente, ok, ma all'effettivo si ha in mano questa polizza che all'effettivo è come avere la stessa somma in mano. Ovviamente anche per la parte del costruttore è una garanzia che questa persona acquisti, quindi c'è una cosa reciproca, perché anche il costruttore dice ok, a me interessa avere la caparra per magari personalizzare l'abitazione a proprio piacimento, quindi una persona prenota con anche tutti quanti i vantaggi che ho spiegato anche nella scorsa puntata, e è un equilibrio tra le parti. La cosa importantissima che va a dare sollievo e serenità a chi si approccia nell'acquisto della nuova costruzione, che non è come una volta dove c'era sempre la preoccupazione ma il costruttore fallisce, ma se succede una situazione problematica, ad oggi con rialzo dei prezzi non si sa dove andiamo, il costruttore non mi consegna più la casa e la mia somma. No, fortunatamente in questa situazione vengono tranquillamente garantite nel momento in cui, speriamo mai succeda, ma se succede uno agisce con la polizza in mano, quindi va via sereno. Sottolineiamo che è uno strumento obbligatorio, sì, quindi obbligatorio. se insomma a qualcuno che ci sta seguendo da casa gli sì, fosse stato detto che non serve, che si può fare lo stesso senza, non è assolutamente così. Non quindi, è così. Insomma, sì, tutti quanti devono ricevere la propria polizza fideiussoria con l'indicazione della somma che ha versato e di pari passo proprio la fideiussione che va a tutelare, quindi certo, lì possiamo stare tranquilli. La cosa è... Torniamo sul tema della rendita, no? Sì. Che è immobiliare, che è il tema di quest'oggi. Quindi rendita sugli immobili, quindi quel percepire Sì. ogni mese una piccola somma che deriva appunto dall'avere un immobile. Ecco, Sì. ci fa chiarezza anche da questo punto di vista. Sì, allora, parto da una premessa che diciamo, non tutti gli immobili possono dare una rendita proporzionale all'immobile che si ha. Cosa voglio dire? Un immobile magari da 150 metri quadri rispetto a un immobile da 50 metri quadri proporzionalmente non ha una stessa rendita, ok? Ecco che ci deve essere fatta un'attenta analisi nell'abitazione che si vuole mettere in affitto, quindi proprio in locazione, per avere questa rendita. E io consiglio sempre appunto di farsi seguire appunto da un professionista per supportare queste cose importanti ed evitare tante volte anche la situazione del non riesco a vendere la casa, perché non riesco a venderla, la metto in affitto. Perché appunto magari una persona che ha questa situazione indipendente, questa casa grande, non vuol dire perché uno appunto ha 150 metri quadri avrà una rendita di 1.000 euro, 1.500 euro perché la casa è grande. Contrariamente un appartamento magari di 50 metri che messo in affitto dà una rendita di 500 euro, proporzionalmente dà una rendita molto più importante, perché giustamente all'inizio a livello di acquisto un appartamento da 50 metri in alcune zone può anche aggirarsi, che ne so, a 70-80 mila euro, una rendita di 500 euro al mese è comunque una buona rendita. Differentemente da un'abitazione da 150 metri, quindi 3 volte tanto, non ci può dare una rendita da 1.500 euro, salvo casi eccezionali. Tenendo anche ben presente che non è tanto il chiedere questo pagamento all'inquilino, ma anche riceverla, perché sappiamo benissimo che ad oggi comunque una somma troppo importante comporta anche una difficoltà nel pagamento. Ma c'è un modo per calcolare o comunque insomma fare una stima della rendita, cioè il guadagno che ci si deve aspettare nel mettere in affitto il proprio immobile? Allora, la valutazione viene fatta dai professionisti. Quindi da chi oggi è proprio nel mercato attivo, che va a capire quali sono anche le richieste delle persone, va a capire i nuclei familiari, quindi la coppia con un bambino o il single, quanto effettivamente si può permettere, di conseguenza viene fuori la rendita di un possibile immobile.
Ad oggi non ci sono particolari persone che cercano la casa singola in affitto, la casa indipendente, perché sono consapevoli che il costo mensile sarebbe troppo elevato. Okay? Alcune persone proprietarie di casa comunque vorrebbero affittare la propria casa indipendente per una questione magari anche affettiva legata a un non voglio lasciarla e la metto in affitto così è sempre mia, magari ci abito vicino e quindi controllo un po' tutto quanto. E quando una persona decide di non pagare o piuttosto che per varie ragioni non riesce a pagare, che sia vicino di casa o che sia lontano, sfortunatamente poco cambia, cambia purtroppo la situazione successiva, quindi tante volte si va a incorrere a situazioni anche legali e spiacevoli. Rendita che varia anche in base alla tipologia, come abbiamo detto, dell'immobile, alla zona in cui è ubicato, alla metratura, ci sono molte variabili da tenere in considerazione. Ci sono tante variabili da mettere in considerazione, quindi infatti anche lì è molto difficile tante volte per il proprietario dell'immobile fare tutta quanta questa scelta accurata e giusta. In alcuni casi sicuramente ci si riuscirà, perché non stiamo parlando di cose o logaritmi particolari o situazioni impossibili. Sicuramente un consiglio, ma anche una semplice parlata, un confronto può aiutare nella giusta strada a indirizzarla. Poi nel momento in cui una persona ha già l'immobile di proprietà e vuole mettere in affitto è differente da una persona che vuole acquistare e vuole mettere in affitto, quindi è sempre da ragionare da situazione a situazione. Certo, poi ci torniamo perché abbiamo qualche altro aspetto da chiarire. Quello che si può percepire, diciamo così, dalla rendita immobiliare si può investirlo in nuovi progetti immobiliari oppure costruendo un portafoglio, per esempio, da investire in termini finanziari. Facciamo chiarezza e anche qui spieghiamo le opportunità. È un'idea, nel senso che quel denaro derivante dalla rendita immobiliare o lo accantono in investimenti o lo userò per fare qualcos'altro. Qualora si volesse accantonare in prodotti finanziari, ho portato una slide molto semplice per spiegare un accantonamento di un piano di accumulo. Questo piano di accumulo significa che questa somma tutti i mesi o, insomma, o con una cadenza fissa vado ad accantonare. Questo permette di entrare in tutte le varie fasi di mercato. Ora il grafico mostra bene i momenti di crescita e i momenti di storno del mercato. Entrando in tutte quelle fasi io andrò, e questa è la slide successiva, a comprare ad un prezzo medio tendenzialmente allineato al mercato. Questo è quella linea tratteggiata, esatto, che è quella linea abbiamo tratteggiata. visto. Di fatto questo distrugge il rischio perché nel lungo termine porta un rendimento per il semplice motivo che ho comprato in tutte le fasi di mercato. Il professionista, in questo caso il sottoscritto, serve per affiancare i clienti e suggerire quando è il momento magari di aggiungere un pochettino in più su questo piano di accumulo per approfittare delle fasi di minima. Questo aumenta la redditività media, mantenendo la rischiosità del piano di accumulo più bassa rispetto ad un semplice versamento unico. Io spesso e volentieri incentivo questo tipo di strumenti finanziari perché fondamentalmente, insomma, aiutano il risparmio costante piuttosto che stare lì nel conto a non generare nulla, magari impiegato a mercato nel tempo può trovare un rendimento maggiore, insomma, e comunque anche solo non avere il denaro in immediata disponibilità è già un risparmio. Fondamentalmente con più denaro nel conto di solito vedo che alle famiglie vengono molte belle idee, comprare la bici, la moto, la vacanza, la barca. Questo insomma accantonato tende a essere usato per motivi particolarmente più importanti, non per beni di consumo magari non così utili, perché poi non è un delitto spenderli i soldi, però servono, il risparmio serve. Certo. Senta Schila, in un mondo che cambia, dove la tecnologia insomma la fa da padrone e muta notevolmente anche molto rapidamente, ecco, anche l'investimento finanziario può in qualche modo seguire l'andamento di questo mondo in evoluzione, in costante evoluzione? Sì, ci sono tantissime casistiche, tantissimi temi su cui andare ad investire. Oggi il mercato, come sempre, offre opportunità di crescita, rischi e opportunità sono sempre i due temi principali. Io per parlare di questo argomento la prendo un po' larga
Ho portato il ranking, cioè la classifica della popolazione mondiale per Stato. Poi alla fine capiremo del perché parlo di questi aspetti. Oggi leggo i primi 10 stati per popolazione. Cina e India sappiamo tutti che sono i due stati più popolosi, 1,5 miliardi circa di abitanti per Stato. Poi ci sono gli Stati Uniti con 330 milioni di abitanti. Poi c'è l'Indonesia, questo non so quanti lo sappiano, ma l'Indonesia è il quarto stato al mondo per popolazione. Poi il Pakistan, poi il Brasile, poi la Nigeria con 206 milioni, poi il Bangladesh con 164 milioni, la Russia con 145 milioni, il Messico con 128 milioni di abitanti. Questi 10 stati, oggi, in questo momento, questa è la popolazione mondiale. Tra 20 anni, 25 anni, nel 2050, quanti saranno, secondo le stime? Questa è una previsione secondo l'andamento della campana demografica, quanti nati, quanto vita media, lo sviluppo di questo tipo di popolazione. Quale sarà? Tra 10 anni la popolazione mondiale avrà un nuovo ordine, in teoria, e sarà l'India come primo stato, poi con 1,6 miliardi di popolazione, poi la Cina, poi la Nigeria, che sarà uno dei casi emblematici con una crescita demografica spaventosa, passando in 25 anni da 200 milioni attuali ai 400 milioni di nigeriani. Poi gli Stati Uniti, poi il Pakistan, poi l'Indonesia, Brasile, Etiopia, Congo e Bangladesh. Anche il Congo è uno stato che avrà la Repubblica Democratica del Congo avrà uno sviluppo demografico pazzesco. Se oggi guardiamo una campana demografica, fanno molti figli e hanno una vita media in allungamento. Pertanto qui abbiamo l'esempio della campana demografica della Nigeria, che voglio dire si autocommenta, se si vede nella parte bassa sono i nati, nella parte alta è dalla longevità. Quindi di fatto è una popolazione con una tendenza di crescita molto forte. Ora, da casa si staranno chiedendo, ma a me cosa interessa? Nell'investimento che devo fare? Perché parliamo di investimenti? Sapere che uno Stato come la Nigeria, prendo la Nigeria perché è un caso secondo me emblematico e che crescerà parecchio, che ha risorse petrolifere, risorse minerarie e una popolazione che aumenterà enormemente. Queste 200 milioni di persone in più rispetto ai 200 milioni attuali che ci saranno nei prossimi anni, li dovremo mettere in determinate città a misura d'uomo, avranno delle infrastrutture, quindi crescerà quello Stato. Allora, la finanza permette di slegarsi dal tema della territorialità che invece gli immobili hanno, cioè hanno una rendita, l'affitto, ok, ma non necessariamente bisogna investire nel proprio paese, si può anche ampliare l'orizzonte. La finanza permette di farlo in questo caso, quindi capire il trend di crescita di uno Stato come la Nigeria mi permette di dire ok, potrei investire nelle infrastrutture. I fondi di investimento fanno esattamente questo, possono investire in determinate nicchie come le infrastrutture, come la crescita demografica, come il mercato dei consumi, perché tutte queste persone consumeranno di più, come il settore ecologico, perché tutte queste persone produrranno dei rifiuti che dovranno essere smaltiti. Ci sono una moltitudine di temi particolari. La tecnologia oggi non è l'unico settore che vede crescita, ce ne sono in tutti gli aspetti. Faccio un esempio, non molti lo sanno, ma la Cina in questo momento è lo Stato al mondo più avanzato dal punto di vista aerospaziale. La maggior quantità di missioni aerospaziali la fa la Cina. Non sono più gli Stati Uniti lo Stato più avanzato. Oggi uno degli Stati più avanzati dal punto di vista della robotica è il Kazakistan. Kazakistan, che molti magari non sapranno nemmeno collocare sulla cartina, eppure ha uno sviluppo pazzesco. Oggi la capitale del Kazakistan è Nur Sultan, dal 2019 ha cambiato nome, ha il centro commerciale più grande al mondo all'interno di questa città in fermento molto forte. Quindi il mondo cambia, cambiano gli equilibri e il mio mestiere da questo punto di vista permette di stare al passo e di approfittare dei vari cambiamenti, delle varie opportunità che presenta il mercato. Ovviamente non ci sono solo vantaggi, ci sono anche dei rischi. I rischi bisogna stare attenti a smarcarli perché voglio dire, qualche altro mercato perderà terreno. Nella classifica che abbiamo visto prima, l'Italia per esempio è uno Stato che tra 25 anni avrà una popolazione minore rispetto ad oggi, quindi passeremo da 60 e rotti milioni, adesso non ho il foglio davanti, a 54 milioni se non sbaglio. Sì. Quindi andrà in riduzione. Questo significa che nel nostro paese ci sarà un minor consumo di beni perché ci sarà una minore popolazione, perché abbiamo una popolazione tendenzialmente un po' più vecchia e questo significa però che avremo anche bisogno di strutture adatte a gestire queste persone anziane, quindi
come sempre, rischi, opportunità, è tutto ok, non è tutto ok, bisogna capire cosa è opportuno fare e cosa è opportuno evitare. Riassumendo, perché investire in alcune parti del mondo quindi e come cogliere l'andamento dei mercati in questi paesi che lei ci ha raccontato? Ecco, come cogliere l'andamento? Il piano di accumulo, quindi lo schema di prima dell'entrata frazionata a mercato, quindi gestire un'eventuale rendita immobiliare per entrare a mercato in tutte le varie fasi nel lungo termine, permette di approfittare di questo tipo di opportunità con una rischiosità più bassa. Ecco un pochettino come vorrei unire i puntini. Ovvio, sempre in maniera ecologica secondo i portafogli dei clienti, la rischiosità, la volontà di tenere risparmi da parte nel tempo deve essere corretto nella gestione dei portafogli di quella famiglia. Tutti aspetti che chiaramente il consulente patrimoniale, questa figura insomma, che abbiamo raccontato anche nel corso di queste trasmissioni che abbiamo fatto insieme, ci aiuta a capire, ci aiuta a indirizzare meglio quali sono le necessità, i bisogni e appunto anche gli obiettivi che le persone si pongono. Certo, è esattamente il mio lavoro. Io non vendo prodotti, io aiuto le famiglie a gestire i propri risparmi. Sono un fornitore continuativo di lungo termine, significa che i clienti mi vedranno, mi rivedranno e continueranno a vedermi nel tempo per gestire il patrimonio in tutte le varie fasi. Quindi non è che devo vendere un prodotto o suggerirne uno piuttosto che un altro, devo capire cosa serve a quella famiglia e esattamente costruire su misura per loro quello che è la giusta soluzione. Okay? Questo lo si fa tramite il dialogo, quindi conoscendosi e parlandone. Anche in questo caso il dialogo è fondamentale anche nel suo settore, no? Capire le esigenze delle persone. Le esigenze, le tempistiche hanno un ruolo fondamentale perché ci sono persone che vogliono fare un cambiamento anche nella stessa nuova costruzione. Se una persona vuole andare nel nuovo deve aspettare che la casa venga realizzata, quindi se trova un acquirente troppo presto o non l'avviso di un tempo da aspettare, giustamente incorriamo su delle situazioni spiacevoli che poi è difficilissimo sistemare, perché tante volte poi nel momento in cui una persona va nella nuova costruzione in un'altra casa, comunque tante volte la famiglia non è fatta solamente di una coppia, ci sono anche bambini. Nel momento in cui la situazione viene non portata avanti in maniera adeguata, tutto lo stress e la situazione negativa legata al cambio casa, quindi al cambio vita, viene riversata nell'umore e di conseguenza comporta una spiacevole situazione all'interno della famiglia. Poi tante volte i genitori rifersano i bambini cioè tutta quanta una catena che non è un circolo che non è il caso di, certo, di averlo a casa. Allora, noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochi minuti. Ben ritrovati in studio nuovamente, torniamo a parlare di rendite immobiliari e finanziarie. Riparto da lei, Grigolo, perché insomma poco fa stavamo parlando della possibilità di rendita sugli immobili. Attenzione, perché spesso chi sceglie l'opzione di mettere in affitto un immobile invece che venderlo non è insomma sempre la soluzione che va bene per tutti. Perché? Perché all'effettivo non dobbiamo adattare l'immobile a una nostra esigenza, ma dobbiamo poi partire un po' dal contrario, quindi capire magari l'esigenza della persona che sta cercando casa, in questo caso appunto in affitto, cosa sta cercando e magari dare un prodotto che per lui possa andare al meglio. Ecco che, magari proprio molto semplicemente parlando, un appartamento magari appunto da 50 metri quadri ci può rendere 450-500 euro al mese. Non è che un appartamento o una casa da 100 metri quadri o da 150 metri quadri rende il triplo, cioè non funziona così. Ecco un consiglio, comunque una cosa che cerco sempre di informare i proprietari di casa che tante volte appunto non riescono a vendere il proprio immobile, dove ci hanno passato magari anche una gran parte della propria vita e hanno avuto un bello spazio, 100 metri quadri, 120 metri quadri, vogliono mettere in affitto per non venderlo, quindi magari adeguare la cifra che gli viene proposta piuttosto che altre situazioni spiacevoli, e mettono in affitto quell'immobile che darebbe magari una renta da 600-650 euro, un 120 metri quadri. Il consiglio potrebbe essere, il ragionamento molto semplice è: questa abitazione magari ha un valore di 150.000 euro, ok, ipoteticamente parlando, andiamo magari a realizzarlo, ok, quindi realizzare 150.000, 70-80.000 euro, prendiamo un appartamentino che dà 500 euro,
450-500 euro, la restante parte o aspettiamo un po' di accumulare per prendere un'altra abitazione, oppure tramite magari il dottor Schileo investirli per continuare la parte della rendita. Quindi il capitale che una persona ha può essere ben gestito ascoltando prima magari chi ha voglia di trovare un prodotto e capire cosa sta cercando. Ecco che per la maggior parte siamo noi che siamo il contatto tra chi vuole vendere e chi vuole acquistare, quindi possiamo appunto suggerire. A quel punto, nel momento in cui la mettiamo bene sulla bilancia, riusciamo a far rendere molto di più il capitale che una persona ha in questo momento magari tramutato in un immobile molto grande, quindi magari venderlo e acquistare un immobile più piccolino, metterlo a rendita e di conseguenza poi la rimanente parte metterla in un piano di accumulo, comunque eventualmente. Le faccio un'altra domanda. Sì. Se ci fosse una persona che sta pensando di mettere a rendita un immobile, conviene acquistare un immobile nuovo, quindi una nuova costruzione, o magari chi ha un immobile un po' vecchiotto, ristrutturarlo e metterlo in affitto? Diciamo che la nuova costruzione ad oggi, per effetto delle classi energetiche, dei modi costruttivi, ha un valore che è molto importante. Oltretutto è anche nuovo, quindi una nuova costruzione che devo arredare, quindi di conseguenza con tutti quanti i mobili nuovi o semi-nuovi e mettere a disposizione di una persona che va dentro in affitto, a meno che non sia magari una persona ben conosciuta all'interno del nucleo familiare o magari un amico, bisogna stare un po' attenti perché si sa benissimo che quando l'immobile magari non è di proprietà viene gestito e c'è una cura che non è perfettamente come il proprietario. Ecco che bisogna stare attenti nel magari prendere un immobile di nuova costruzione perché appunto l'acquisto è molto importante, la rendita non possiamo appunto spararla a piacimento. In caso contrario, prendere un immobile usato e ristrutturarlo, bisogna stare attenti che magari l'acquisto e la ristrutturazione non vada magari anche a superare il valore dello stesso immobile già nuovo. Quindi ci sono tante casistiche da mettere in campo per fare la giusta scelta. È sempre da situazione a situazione. Personalmente magari un immobile di nuova costruzione, metterlo in affitto non lo vedrei molto adeguato. Acquistare un immobile usato, sì, magari sarebbe il caso di fare alcuni accorgimenti estetici, magari di impiantistica o cose comunque importanti che possono agevolare la persona che entra in affitto. Non ci spenderei dietro, diciamo, l'anima perché magari non è un immobile personale che poi ci andrei ad abitare, probabilmente qui è decoroso ed è idoneo appunto a ricevere una famiglia, potrebbe essere appunto sufficiente, dando comunque una rendita tranquilla, stabile, su una base che le persone si possono mantenere. Certo, giusto fare anche questo chiarimento. Certo. Schileo, dicevamo che vi sono arrivate tantissime telefonate, quindi tanti casi, alcuni mi avete raccontato anche complessi, insomma, nella gestione, e quindi cercate qualcuno che possa darvi una mano a gestire questa mole di lavoro. Abbiamo un bellissimo problema che abbiamo difficoltà a gestire tutta la mole di lavoro che avanza. La dico sorridendo questa cosa, ma faccio un esempio: la giornata di lunedì è stata dedicata praticamente al richiamare, quasi interamente a richiamare tutte le persone che durante il weekend, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, hanno chiamato il numero, insomma. Quindi sì, siamo alla ricerca di collaboratori che possano aiutarci nello sviluppo dell'attività e nel continuare a portare avanti questo tipo di servizio che noi diamo alle famiglie. Cerchiamo gente sveglia, capace, motivata, che abbia voglia di crescere, anche di guadagnare, insomma, questo è un pochettino la nostra idea. In questo momento in particolare su due zone, nella zona di Conegliano e nella zona di Mira della Riviera, insomma Venezia, sì. Queste sono le due zone dove abbiamo punti appena aperti, insomma, fondamentalmente. State dove stiamo ampliando, insomma, sì, quindi avete ampliando, la necessità di abbiamo più necessità di organico in questo tipo di zone. Diciamo che bene, comunque è positivo, questo è il tipo di problema che credo ogni imprenditore voglia avere, insomma, fondamentalmente, no? I ricavi come sono, se posso chiedere? Proporzionati alle capacità dei collaboratori, quelli bravi avranno il loro giusto tornaconto. Io personalmente ho sempre adottato una logica di lavoro fair, nel senso che per me gli americani dicono così, quindi giusta, equa. Non mi piace parlare di ambiente di lavoro, di soldi, insomma vorrei che ci fosse...
tutti fossero concentrati sull'attività, sullo sviluppo dell'attività. Per fare questo l'ambiente di lavoro deve essere ok, gli orari di lavoro, la retribuzione, quindi, e questa è cura mia di imprenditore e di Omar, di dare questo tipo di serenità a chi lavora con noi. Perché? Perché così facendo ci si concentra di più sul lavoro e questo genera anche un ambiente positivo, un ambiente più sereno, stimolante. Uso un termine calcistico, più attaccamento alla maglia e non avversione all'azienda, ma amore verso l'azienda. Io vorrei che chi lavora con me, per me, con noi, insomma, avesse piacere a stare in squadra. E, insomma, non è cura del collaboratore, ma è cura dell'imprenditore generare questo clima. Per noi è importante questo aspetto. Anche voi alla ricerca, insomma, di queste figure e di costruire un team? Sì, fortunatamente sì. Allo stesso modo appunto di Mauro stiamo aumentando la nostra squadra, ok? Proprio parliamo anche proprio di squadra perché alla fine passando tantissime ore appunto insieme si forma una squadra, tante volte anche nella seconda famiglia, se posso anche permettermi, sì. Perché veramente passiamo tante ore insieme e nelle zone appunto che anche prima Mauro accennava necessitiamo, perché fortunatamente tra telefonate e il quotidiano, il metodo operativo che anche appunto viene messo in campo, c'è una continua evoluzione, un continuo bisogno di persone che si occupano di certe mansioni sempre più importanti e step by step giustamente verranno formate, hanno tutte quante magari un'academy, proprio una scuola che va a insegnare loro come porsi e tutta quanta una serie di cose principali affinché ci sia una cultura anche proprio sulla persona, oltre a una crescita che tante volte si sente parlare, ma una crescita vera e propria professionale. Anche dal mio punto di vista c'è questa evoluzione, c'è questo ampliamento e quindi in più province, Veneziano e Trevigiano, e stiamo ricercando collaboratori, c'è un'attenta analisi anche in base al profilo del ragazzo, della persona appunto che si interfaccia con noi, tenendo conto che la parte dell'età non è un particolare problema, nel senso che dalla maggiore età fino anche ai 40-50 anni non ci sono problemi, abbiamo collaboratori che hanno bene o male tutte quante le fasce d'età. E la bella cosa è che la parte della nostra selezione viene anche nel collocare la persona in base al profilo, al carattere e alla situazione anche sull'ufficio migliore per lui. Certo. Quindi c'è un'attenta analisi anche della persona che si deve trovare bene nell'ambiente di lavoro con persone che diciamo parlano la stessa lingua piuttosto che hanno comportamenti che si possa proprio legare. Quindi sicuramente c'è sia un'attenta analisi quanto anche un invito nel contattarci. Insomma, vi abbiamo fatto da megafono in questo senso. Vedevo che Annuiva voleva aggiungere qualcosa da questo punto di vista. Io credo che le persone quando vengono messe in condizioni di serenità forse riescono ad esprimere il meglio. C'è chi ha bisogno di essere stimolato e quindi magari va messo in una squadra un po' più sfidante, c'è chi invece ha bisogno di tranquillità ed esprime il meglio in ambienti più tranquilli e sereni. Diciamo che questa è la nostra, il fiore all'occhiello forse, dare il giusto inquadramento alle persone che hanno voglia di esprimere insomma, capacità lavorativa. Anche in questo caso il numero di riferimento è quello che i nostri amici a casa stanno vedendo anche insomma, per questo tipo di informazioni. L'ultima manciata di minuti che abbiamo a disposizione per rispondere a una domanda a testa da due telespettatori che ci hanno scritto. Per lei, Grigolo, ci chiede Antonio perché deve pagare in anticipo una somma rispetto alla data del rogito notarile e si tratta di una nuova costruzione, quindi perché deve pagare in anticipo una somma? Ecco. Sì, allora intanto ringrazio Antonio della domanda perché mi fa sempre molto piacere che le persone, se hanno dubbi, deve essere sviscerata la situazione e deve essere data una somma, diciamo che è una cosa reciproca, perché anche dalla trasmissione appunto precedente, dalla puntata precedente, ho spiegato che ci sono dei vantaggi verso l'acquirente. Uno dei principali che tocca molto oggi ed è sempre comunque l'ambizione di tutti quanti, avere un risparmio, quindi il famoso sconto, la trattativa più giusta possibile, prenotando in anticipo le abitazioni e quindi mettendo una somma, quindi giocandoci su questa cosa qui, può essere bloccata una cifra che è molto più competitiva e tante volte proprio non dico al di sotto del mercato, ma sicuramente al di sotto del mercato attuale se l'abitazione fosse finita. Come seconda cosa, nel momento in cui si dà una tranquillità al costruttore, il costruttore stesso può permettersi di personalizzare l'immobile secondo le esigenze di, in questo caso lei, signor Antonio, quindi
se ha piacere di avere una stanza più grande perché ha un hobby, piuttosto che ha bisogno di una stanza studio, o la moglie o la compagna, se non so la situazione, ha bisogno di una lavanderia più capiente per i bambini che fanno sport, o la zona giorno perché fate pranzi in famiglia e tutto quanto, può essere distribuito il locale, quindi l'abitazione, su misura per voi. Ecco che il costruttore è ben felice di fare una tramezza un pochino più in qua o un pochino più in là secondo le esigenze. D'altra parte il costruttore vuole che nel momento in cui sia fatta poi l'abitazione venga ovviamente presa dalla persona che ha voluto crearsi il proprio mobile su misura. Certo. È una bella cosa crearsi l'immobile, non è a portata diciamo di tutti quanti, perché se uno vuole crearsi l'immobile dovrebbero farselo. In questo caso il costruttore è a disposizione nel farlo a fronte di un piccolo impegno che è proporzionato e fa sì di avere la casa diciamo proprio personalizzata. Questo insomma spiegato al nostro Antonio che ci ha scritto. Per lei, Schileo, ci chiedono un chiarimento in realtà, quindi spiegare un po' meglio che cosa c'entra la crescita demografica di cui abbiamo parlato poco fa, evidentemente ha scaturito un po' di interesse con gli investimenti e l'andamento del mercato. Ok, faccio un esempio. La crescita mondiale, l'andamento demografico, in questo momento siamo 8 miliardi di umani sul pianeta Terra. Sappiamo che da qui ai prossimi 20 anni, 30 anni circa, arriveremo ad essere 10 miliardi. Quindi tutti questi umani dovranno essere sfamati. Tocco solo questo tema, ok? Dal punto di vista nutrizione, quindi cibo, dovremo produrre del cibo, quindi non andranno bene gli stessi metodi di produzione che utilizziamo adesso perché non riusciremo a sopperire a tutta quanta la domanda. Pertanto le aziende che lavorano nel settore food, quindi cibo, probabilmente vedranno una crescita se lavorano con determinati criteri. Sapere che questo andamento demografico porterà a queste necessità fa sì che insomma, quel settore sia destinato a crescere, quindi approfittare, comprare quote di aziende, quindi investire sul mercato food, quindi cibo, in questa fase iniziale con un'ottica di lungo termine, molto probabilmente porterà a dei rendimenti positivi, una crescita del capitale. Questa è un po' la risposta. La campana demografica non è l'unico indicatore, ma è uno degli indicatori che aiuta a capire dove andare a selezionare gli investimenti. Oggi abbiamo parlato di un tema singolo, ma ovviamente non è così semplice la risposta. Sto cercando di semplificarla il più possibile. Okay? Insomma, abbiamo chiarito anche questo aspetto. Grazie a Mauro Schileo, consulente patrimoniale, e ad Omar Grigolo, agente immobiliare, di essere stati con noi e averci insomma, spiegato con anche la semplicità del linguaggio questi temi che spesso possono essere anche un po' complessi. Grazie a voi per averci seguito da casa, vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.